Pubblicato il rapporto dello Svimez in Italia, che viaggia sempre su due diversi livelli. Se la prima ondata della pandemia ha avuto per epicentro il nord, la crisi economica si è però estesa al mezzogiorno, tradotta in emergenza sociale con un tessuto produttivo più debole, un mondo del lavoro più frammentario ed una società più fragile. La seconda ondata, a differenza della prima, ha interessato direttamente il mezzogiorno. All'emergenza economica e sociale si è sommata l'emergenza sanitaria generata dalla pressione sulle strutture ospedaliere. Nel 2020 il PIL italiano, secondo lo Svimez, si contrarrà del 9,6%. Nelle regioni meridionali il secondo lockdown ha accresciuto le difficoltà di attività nelle diverse tipologie del sommerso, al sud, nero ed irregolari. Da qui la caduta del reddito delle famiglie con una maggiore contrazione al sud. Gli effetti della legge di bilancio 2021 si vedranno soprattutto nel 2022 in entrambe le macro aree. Sarà però il sud a trarne i maggiori benefici. Vi sarà infatti un aumento della spesa unitamente agli effetti della riduzione contributiva per i lavoratori del sud. A fronte del sud che riparte lentamente, continua a crescere il fenomeno migratorio verso il nord. Infatti circa 1 su 5 dei pendolari meridionali si sposta verso alcune regioni del sud, mentre 4 su 5 si dirigono verso le regioni del centro-nord o i paesi esteri. Nei primi 3 mesi del 2020 il lockdown ha causato una perdita di circa 280.000 posti di lavoro al sud. Cassa integrazione e blocco dei licenziamenti hanno fatto da argine, ma hanno inevitabilmente accelerato i licenziamenti per i mancati rinnovi dei contratti, oltre alle mancate assunzioni nei territori più deboli. Se oltre 3 milioni di persone hanno percepito il reddito di cittadinanza, a cui si aggiungono oltre 500.000 persone che hanno percepito il reddito di emergenza, emergono, sottolinea il rapporto, i limiti di questa legge, vista solamente come un sussidio economico in aree in cui le strutture pubbliche che offrono servizi ai cittadini sono molto deboli. La tenuta sociale, soprattutto nei piccoli e grandi centri urbani, è stata possibile grazie allo straordinario lavoro fatto dalle organizzazioni del terzo settore e del volontariato che, come avvenuto in Sicilia e nella provincia agrigentina, nella fase critica della pandemia hanno supplito i buchi di assistenza degli strumenti contro la povertà e la debolezza delle strutture pubbliche locali di contrasto alla emarginazione sociale.